Pronto? Pronto signora? Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, mi scusi, io sono una signora di 87 anni. Sì. Mi chiamo Elvira Tirasassi. Senta, ma è la moglie di Domenico lei? Sì, e come lo conosci? Sì, lo conosco Domenico, sì signora. È proprio con lei volevo parlare, sa? Perché, Dica. perché non c'è mica in casa per ora. Lui? Sì. Ma lui è in un'altra stanza, dica. Ecco, no, voglio parlare con lei, non gli dica che sono io, perché questo benedetto uomo è un bravissimo uomo, però ora basta, non ce la faccio più, insomma, ho una certa età. E lui, insomma, continua a dirmi Elvira, dai, su, facciamo questo, facciamo quest'altro, io non ce la faccio più, lei capisce? Alla Ma mia età. cosa gli vuole far fare? Cose di sesso, signora, cose di Ma ti sesso. ascolta, ma quest'uomo come fa di cognome? Come fa di cognome? Guardi, non me lo faccia dire, non me lo faccia No, dire. dica. Non me lo faccia dire, signora. È un uomo tanto bravo, però c'ha questo piccolo difetto. Lei mi mette sempre Ma le dove mani siete conosciuti? addosso. Dove vi siete conosciuti? E ci siamo conosciuti ormai, guardi, sarà un anno e mezzo, almeno un anno e mezzo fa, no? Lui mi dice, senti Elvira, insomma, ci parlava così del più e del meno, e, insomma, praticamente lui mi dice che gli piacevano le donne mature. Io ho 87 anni, sono ancora abbastanza soda, insomma, ho le mie pellette, ma insomma, lei mi capisce. Domenico, insomma, si vede un'altra volta, ma sempre per benino, mai ci ha mai provato. Poi però a un certo punto, una volta che insomma mi disse, senti Elvira, mi piacerebbe toccarti il seno. E io dissi, ma perché no? Io ho avuto 3 mariti, signora, sa, e mi sono morti tutte e 3 purtroppo. E allora insomma io gli dissi no, ma poi avevo voglia anch'io, di dire la verità. Insomma lui mi toccò il seno, allora io gli toccai il pacco, e insomma successe quello che da tanto tempo non mi succedeva. Ma lui perché? Ho Ma la moglie? ragnatele. Ma chi c'aveva la moglie glielo disse? Come? Chi c'aveva la moglie gliel'ha detto? Sì, me l'ha detto, anzi mi ha detto una cosa, che sì, me l'ha detto però che lui, insomma, dopo tanti anni di matrimonio, lui, insomma, cercava una donna matura, una donna che lui potesse rivedere la mamma. Non so perché a lui gli piaceva questa immagine materna, allora io me lo coccolavo sempre, Domenichino, gli facevo tante carezzine, ma era sempre infoiato, signora. Non mi ha lasciato respiro. Io ho 86 anni, però dentro, se mi si risveglia, e c'ho un vulcano, signora. Ma vi vedete tutti i giorni? In eruzione, Tutti i giorni vi vedete? No, tutti i giorni no, tuttora tutti i giorni no, anche perché non sempre, insomma, però. Ma lui gli ha detto dove abita? Lui mi ha dato, no, non lo so, mi ha dato il numero di telefono e mi ha detto chiama. Io qualche volta l'ho chiamato e mi ha risposto lui, però oggi ho chiamato proprio apposta per parlare con lei, signora. Io sono una donna anche di chiesa, io sono andata a confessarmi, il prete mi ha detto. Ma di cognome gliel'ha detto come fa? Il cognome com'è? A me non me l'ha voluto dire il cognome, perché? Sa perché? Perché io gliel'ho chiesto, sa? Gli ho chiesto, certo mi ha dato il numero di telefono volendo, se volessi io vorrei anche saperlo, perché chiedo alla SIP, però mi ha detto, senti, chiamiamoci solamente per nome, mi ha detto, perché non vorrei creare problemi, io ci voglio tanto bene a mia moglie, questo me l'ha detto, però dice sessualmente sono un pochino, come dire, sono un po' stanco, ecco, e invece con me, signora, la sapessi, un vulcano anche lui, io un vulcano e lui un altro vulcano. Ma quanti anni ha gliel'ha detto? Io? No, quest'uomo? Che ne so quanti anni ha, non lo voglio sapere, io guardi. Ma per più quanto dimostra che abbia? Signora, è più giovane di me, sa signora, certo è più giovane di me, io so. Lei come si chiama, ha detto? Elvira Tirasassi. Io volevo dire, signora, dica, sa perché volevo parlare con lei? Sì. Perché ora vorrei chiudere, diciamo, questa relazione. Primo perché, sa, io ho una certa età mi turba troppo, io la notte a volte non riesco nemmeno a dormire, capisce? E poi perché, insomma, è diventato troppo geloso. Siccome io frequento un altro signore della mia età, anche un po' più vecchio di me, lo frequento così, non c'è niente di male, ma questo mi sta addosso e mi dice, guarda, no, io devo essere l'unico uomo nella tua vita, no? Cioè, io non ce la faccio più, ma capisci? senta, ma è un uomo questo che mi dice, un uomo d'ufficio o un uomo di campagna, com'è?
È come un uomo d'ufficio, che differenza c'è fra uomo No, ma d'ufficio se e uomo devi di essere una campagna? persona dedicata o no? Io spesso lo vedo sempre nudo, e nudo non si capisce se è ufficio o di campagna, capisce? Cioè, è d'ufficio, è di campagna, guardi, Che lavoro l'ha detto che faceva? Niente? no, guarda, a me mi ha detto, guarda, non devi sapere niente della mia vita, devi sapere che io sono sposato, ma io questo numero che io ho trovato, cioè che me l'ha dato lui il numero di casa, ma non me lo voleva dare nemmeno quello, ma io ho detto, guarda, qualche volta ti posso chiamare quando se risponde a tua moglie di attacco, non mi è successo questo, però io oggi volevo proprio parlare con lei, non parlare con lui, capisce? Parlare con lei, ma a lei gli risultava una cosa del genere che lui, insomma, non gli aveva mai detto nulla? No, Lui, no, no. mai fatto capire nulla? No, no, signora. Ma Dio, ma sessualmente è vero che c'era un po' di stanchezza fra Sì, voi? sì, sì. Questo è vero, vedi? Sì. Me l'aveva detto, cioè, a mia moglie gli voglio tanto bene, tanto, tanto. Io non la lascerei mai, infatti per carità non la lascerei mica per me, no, non la lascerei mai per nessuna ragione al mondo, però sessualmente io ho bisogno di qualcosa di diverso. Ma Dio, ma guarda, io sono vecchia, ho 87 anni, o se vuoi, sì, va bene, sono ancora sola, ma certe volte devo dire la verità, me la fa anche addosso, capisci? Sono una persona, ormai, voglio in giro anche con i pannoloni. Dice, ma meglio, dice, io così la voglio una donna che è veramente, insomma, donna, non sarai di nessun altro, altra che di me. E quando ha saputo, io, insomma, in chiesa, no? Ho conosciuto questo Mino, questo vecchietto, anche lui, ma si figuri, è uno che sicuramente il sesso non lo fa nemmeno più, che, insomma, e questo è diventato geloso, e Elvira qua, Elvira là. Ma lei che via sta? Io sto qua in via delle Antonate, signora. Dove? Via delle Antonate. E dove? Da che parte? Da che parte, signora? Qui in città, cosa vuole? Il problema è questo. Bisogna che lei gli parli a Domenico, abbia pazienza, lei che è la moglie, capisca, non lo tratti male, perché è un uomo che è un uomo d'oro, qua, veramente d'oro, mi ha dato anche tanti soldi, devo dire la verità. Questo che io, siccome c'ho una piccola pensione, insomma, lui, ma io non volevo, ma me l'ha dati per me, prendili, ma guarda, non sono mica una puttana io, sai, non sono mica una che si fa pagare. Dice, ma prendili. Alla fine, insomma, come facevo a dirgli di no? Era tanto appassionato, è sempre stato tanto appassionato, e poi sempre infoiato, mamma mia. Guarda, i miei tre mariti messi insieme non erano così come lui. Guarda, No, No, non erano così, una furia scasinata. C'ho degli arretrati, mi ha detto, degli arretrati che con la mia moglie ho degli arretrati da fare. E qui, insomma, io ho detto, ma che va anche altre donne? Dice, no, io non vado con nessuna, solamente con te. E qualche volta con la mia moglie, ma insomma è una cosa proprio, dice, sporadica, e poi un godo nemmeno come dovrei, insomma, capisce? Allora, Ma figlioli gli ha detto ce l'ha? Figlioli? Sì. No, ma l'ho detto, non mi ha detto nulla della sua vita. Io ho cercato di scalciarlo in qualche modo, ho detto, Domenico, dimmi qualche cosa di te, fammi conoscere un po' più la sua situazione, non vorrei crearti dei problemi. Dice, no, guarda, tra noi si deve essere solo questa bella cosa che c'è, questo amore, questo sentimento, perché lui dice che aveva anche un sentimento, ma anche e soprattutto questo contatto sessuale, che insomma è una cosa che lui lo gratifica moltissimo, sa? Sai, io sono una vecchia insegnante, io facevo la maestra elementare quando ero più giovane, certamente, e riesco, insomma, a capire, insomma, non sono una contadina, insomma, una di campagna. Quando vi siete sono una conosciuti? persona che ho capito che quest'uomo gli mancava qualcosa, capito? Ma dove vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti per caso, per la strada. Ma dove? Mi dica dove? No, dunque, c'era in una strada, ora non mi ricordo nemmeno che strada fosse, solamente in centro, praticamente sì, qui. Praticamente succede questo. Io stavo camminando per la strada e mi era cascato un oggetto, la borsa mi sembra, mi era cascata, e perché a volte, insomma, sa, l'età. E questo signore passava di lì e me la raccattò così e mi disse, tenga signora, guardi, le è cascato, oh grazie, così gentile, insomma, si attaccò al discorso, tutto qui. E da lì mi dice, ma guarda che brava signora, che signora simpatica, perché io sono anche simpatica, vedi quanto parlo, sono espansiva, insomma. E lui si trovò subito bene, mi dice, ma signora, ma Ma lui viene in casa? Lui viene in casa? Sì, mi viene in casa. Mi viene in casa, e certo, dove vuole si vada. Sempre vestito elegante o che no? si vada in un albergo, vero, voglio dire. Pronto? Come? Ma viene sempre vestito elegante o no?
No, ma che elegante, normale, insomma, elegante, cosa intende lei per elegante? Vestito in cravatta, tutto vestito bene. In cravatta, vestito unito, come viene? Vestito unito? Che cosa vuol dire vestito unito? Sì, tutto adeguato a festa, diciamo così. Alla festa? Sì. No, festa, signora. Di solito non viene, la domenica non viene, no, la domenica no, viene gli altri giorni, insomma. Tutti i giorni viene? No, non tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Qua lui basta, se abbia voglia, mi dice, Elvira, se ho voglia, fatti trovare in casa, mi telefona e io mi faccio anche il bidet, insomma. Mi dica cosa dovrei fare io. Come? Cosa dovrei fare? Allora senta, glielo dico subito, lei dovrebbe parlare con suo marito, gli dovrebbe dire, guarda, siccome io faccio un voto, sono andata proprio ieri in chiesa, ho detto, faccio un voto alla Madonna Santa e Benedetta, ho detto, Madonnina Santa, io voglio staccarmi da questa cosa che in fondo è peccaminosa, perché io sto facendo una cosa non giusta, e poi insomma lui è diventato un po' geloso, e una cosa e l'altra ho detto, io voglio concludere questa cosa qui. Lei mi capisce? Lei mi può capire una donna come me? Se avesse la mia stessa età, lei ragionerebbe, io tra l'altro sono anche senza denti, capisce? E lui mi dice, ma bene, senza denti vengono meglio certe cose, insomma è un bel maialone, sì, insomma io ho fatto questo voto, io vorrebbe, siccome non mi dica su per giù per far capire bene che sia lui, mi faccia capire l'età che può avere quest'uomo. Ma che tappo la vede? Perché tappo la vede, signora? Tappo la vede è un'età indefinita, perché io è più giovane di me, capisce? Sì, ma mi dica se vuole avere 60 anni, 70, 80, quanti anni ha? Quelli più giovani di me e mi sembrano tutti giovanetti. Ma non so, potrebbe avere 60, 65 anni, quanti anni ha quest'uomo? Ma più o meno sarà. Guardi, non mi riesce di stabilire l'età della gente. Perché torniamo al discorso, signora, che è importante. Voglio dire, questa persona, io la voglio chiudere questo rapporto, capisce? Sì. Ma a me non mi riesce di dirgli di no. No, allora, per cui se lui viene da me e mi dice anche perché mi scasina sto fuoco arde, allora io ho detto io telefono alla moglie. Buon per lei, a questa età sempre tutte queste nostalgie? Le nostalgie sono diventate realtà, signora, da quando ho incontrato Domenico. Che questi sono momenti meravigliosi. Guardi, io provo degli orgasmi ora come i 3 mariti non li provavo mai prima, capisce? No, mai. Guardi che lui, tra l'altro, c'ha una resistenza. Madonna, una resistenza. Poi 1, 2, 3, alla quarta si ferma. Capisce? No, è una cosa, è bravissimo. E mi ha detto, guarda Elvira, con la mia moglie non mi riesce, non mi viene, non ce la fa più. Lo so, capisco. Ma lei si chiama Elvira Tassi? Come? Come si chiama, ha detto? Tirasassi. Tassi? No, Elvira Tirasassi. Sassi? No, signora, Tirasassi. Tutto attaccato. Tirasassi? Sì, come a tirare i sassi. Ora non ne tiro più, ma insomma, Elvira Tirasassi, tutto attaccato. Senta, allora io che cosa volevo da lei? Che lei parlasse suo marito e dicesse, Domenico, guarda, mi ha telefonato l'Elvira. La devi lasciare stare. Io non ti dico niente perché la sua vita è la tua. Forse sono stata un pochino anch'io manchevole di sesso nei tuoi confronti, però devi dirgli all'Elvira non devi più chiamare, come se non fosse mai esistita, e magari dice ti darò io quello che lei ti ha dato fino adesso. Ecco, cerchi di sostituirsi a me, signora, perché guardi, io non voglio sostituirmi a lei, però lui, se non c'ha la sua dose massiccia di sesso, lui ricomincia a danno a me, forse a qualcun'altra, capisce? Sì. Io soffrirò molto nei primi tempi. Io sarò disperata perché capisce, mi piace, insomma, mi fa tanto bene, mi fa godere tanto, però io voglio chiudere questa cosa perché non è giusto. Ecco, guardi, lo faccio un sacrificio, ma lo faccio per me, ma lo faccio in fondo anche per lei, signora. Va bene. Quindi, e quant'è che dura questa storia? 1 anno e mezzo. Quanto? Signora. 1 anno e mezzo, signora. 1 anno e mezzo? Sì, da 1 anno e mezzo a questa parte. Che io sono 87, c'ero 1 anno e mezzo di meno, e insomma fu un colpo di fulmine, come dire, la prima volta non ci si toccò nemmeno, la seconda nemmeno, insomma, proprio si stette a parlare, ma ci si trovava bene anche a parlare, capisci? Ci si trovava bene. Poi la terza volta quando mi dice ti posso toccare il seno, io signora, guardi, dall'emozione quel giorno subito me la feci subito addosso, meno male lui non se ne accorse perché quel giorno mi toccò solamente il seno, non scese giù in altri particolari. Poi la volta
volta successiva, insomma, ecco, partì ogni cosa, insomma, io non ce la feci più, mi levai ancora le mutande o le trine, quelle insomma, una volta, me le levai, questi mutangioni, e lui, tutto un centro, io sono anche piuttosto spelacchiata, cioè, però a lui gli piaceva, dice, guarda, c'hai la passerina come quella di una bambina, mi ha detto, ma che io che sei un pedofilo, dice, no, però, guarda, mi fece un lavoro nella bocca, e poi glielo feci anch'io, oggi Elvira senza denti è meraviglioso, la mia moglie me lo graffia sempre, o denti sempre, graffiava, cioè, insomma, non è che insomma la mia moglie mi abbia fatto molte cose, insomma, mi sembra che fra voi ci sia stato un rapporto piuttosto distaccato sessualmente parlando, è vero o non è vero, signora? Sì, va bene, sì. È così, Sì, lo sì. vede, mi invento, sa le cose. E allora poi il massimo è stato quella volta quando lui mi ha sodomizziata, signora, mi ha sodomizziata, è stata una cosa meravigliosa, da tanto tempo non mi sodomizzavano, dai tempi di mio secondo marito, perché il terzo non fece a tempo, e il mio secondo marito praticamente, ecco, da quei tempi lì io ho provato una cosa che, siccome ero diventata un po' stitica, da quel momento mi ha sodomizzata, Domenico, è successo tutto quello doveva succedere, madonna, ora la faccio regolarmente, almeno quella, perché picchiare faccio sempre, ma cagare no, ora invece cago una cosa meravigliosa, signora, e ho detto, quando divento un po' stitia gli faccio, Domenio, sodomizzami, e così lui mi sodomizza il giorno dopo, come la fa? Ma lui non ha voluto dire neanche in che via stava? Non mi ha detto nulla, non voleva io venissi, giustamente, perché poi a me in fondo mi interessava fino a un certo punto, perché lui veniva a casa mia, io vivo da sola, sono pensionata, e poi mi ha dato anche diversi soldi, come gli ho detto prima. Anche per questo io, guardi signora, io le vorrei anche restituire, di la verità, se posso, le voglio restituire a lei direttamente, signora. Ma signora, allora me le mandi per posta, le do l'indirizzo. No, guardi, l'indirizzo lo trovo, lasci fare, lo trovo attraverso il numero telefonico. Cioè, vuole che glieli mandi per posta a lei direttamente? Sì. A nome suo però, Sì, signora. sì. Ecco, d'accordo. Ma come si chiama di nome, Io mi signora? chiamo Giulia. Giulia, ecco, dai. Poi trovo tutto io attraverso il telefono, non mi dica nulla, perché in questo momento sono anche un po' turbata. Ecco, lo sa quanti soldi sono? Sì. Lo sa? No. Sì o no? Allora, dunque, lui mi ha dato in più riprese, perché io ho tenuto conto, ho tenuto nota, ora non so se glieli posso rendere tutti, perché qualcuno l'ho speso, la verità, mi scusi signora, faccio grandi spese, ma insomma, io, guardi, da 1 anno e mezzo a questa parte, quest'uomo mi ha dato piano piano 13 milioni e rotti. Bene, dica. 13 milioni rotti, un po' oggi, un po' domani. Io ho detto, un po' l'ho messi da parte, ho detto non li tocco, poi qualcuno l'ho toccato, insomma, capito? Ecco, se io li metto in una busta quelli che mi sono rimasti, glieli mando? Sì, me ne mandi. A lei, Giulia? Sì. Ecco, no, perché questo, ma glielo fa sapere, glielo dice anche a lui, no, questo non glielo dica a lui, forse. Va no, bene. perché magari già, Sì. però gli dica, guarda, quella Elvira, gli dice, io so tutto, lascia stare quella Elvira, però signora, guardi Giulia, ma faccio chiamare per nome, no? Senta, ora, se io non lo devo più vedere, lui non avrà più queste soddisfazioni, diciamo, sessuali, gliele dia lei, signora, gliele dia lei, perché guardi, quest'uomo, se lei la accontentasse, non avrebbe bisogno di andare in qua e là. Va bene? Allora aspetti la busta, poi quando potrò glieli renderò tutti quanti, anche quelli che mancano, perché tanto io sono una persona onesta, capisco l'aver sbagliato, perché alla mia età poi queste cose non si dovrebbero fare, però la carne è debole, capisce signora, la carne, anche se io ho dei ritorni di fiamma, che ci posso fare, ma io mi voglio mortificare la carne. Ho già detto al mio confessore, ho già stabilito questo, il confessore mi ha detto fai proprio bene Elvira, perché guarda, queste sono cose che va bene, allora posso andare tranquilla per la mia strada. Allora, che è lì in casa, Domenico? No. Ma avete detto era in quell'altra stanza? Sì. Ho capito. Allora, gliene parla subito? Ne parlerò, sì. Va bene? Allora lei aspetti la busta, sulla busta io non ci scrivo nulla cosa c'è dentro, lei se la prende e si prende i soldi, almeno si godrà un pochino questi soldi lei, signora. Va bene. Va bene, e a Domenio glielo dica, e mi raccomando, subito cesso, va bene? Sì. Allora io la ringrazio signora, spero di non dover più avere a che fare, insomma, va bene? Va bene. Arrivederla. Grazie signora. Prego, signora. Buongiorno. Arrivederci. I'm singing in the peace, I'm singing in the peace, I sing.